Professor Grandinetti, cosa vuol dire la giornata odierna? Ma io direi una giornata stupefacente, perché c'è stata questa straordinaria combinazione di parole, concetti, idee e sapori. Io ho appena finito di assaggiare questi straordinari fasolari di Marano, dopo aver assaggiato i salumi, i prosciutti, i formaggi, i vini. Ecco, questo è secondo me la cifra di questa giornata. Cioè, Possiamo dire il vero Expo? è il vero Expo, perché l'Expo il cibo lo devi assaggiare nel luogo dove si produce, parlando magari con le persone che l'hanno fatto. Questa è la modalità con cui il cibo diventa cultura. Ecco. Poi la cosa che stanno facendo, l'iniziativa di questi comuni, è un'iniziativa veramente molto bella, non solo perché hanno coinvolto le università, tra cui quella che io rappresento, che è quella di Venezia, ma perché credono che le università possano dare loro un contributo, perché sentono che il loro progetto è un progetto fortemente innovativo. Ecco, lo vogliono insieme senza perdere la loro identità, anzi valorizzandola, però creando anche un progetto che mette in rete, che mette insieme un laboratorio come è stato detto. Insomma, la fabbrica sta ripartendo. La fabbrica sta ripartendo da questi territori che possono insegnare ai giovani, ai ragazzi, alle scuole, ai turisti come si fanno le cose, cioè questo piacere del saper fare, che è la componente fondamentale del Made in Italy, quello per cui noi continuiamo a essere famosi e venduti nel mondo. Sindaco, seppure il maltempo ci ha messo lo zampino, questa giornata si è svolta nella sua massima regolarità. Sì, certo, l'avevamo impostata nel parco della Villa Otelio e nel giardino all'italiana che si affaccia sul fiume Stella. Poi purtroppo il tempo ci ha impedito di realizzare la manifestazione dove l'avevamo immaginata e quindi in poco tempo abbiamo dovuto spostarci in un'altra ambientazione. Comunque grazie al lavoro di tantissimi volontari in pochi minuti si è riusciti a riproporre anche qua la manifestazione come l'avevamo pensata, e cioè la dimostrazione che insieme si può moltiplicare, non solo sommare, ma moltiplicare le risorse e le energie. 11 comuni, quelli che si affacciano sul fiume Stella, si sono messi insieme proprio per questo, per moltiplicare le loro forze e per quindi riuscire a promuovere in maniera organica il proprio territorio, e hanno coinvolto in questa occasione tantissimi produttori locali, proprio per dimostrare che è un territorio questo, non solo ricco di testimonianze storiche, archeologiche e ambientali di valore inestimabile, ma è anche un territorio ricco di tanti prodotti di nicchia che messi insieme possono avere una forza adulto enorme. Ecco, lei ha sottolineato una cosa importante, fare squadra. Certo, quindi per avere la possibilità di promuovere il territorio e i prodotti del territorio in maniera organica bisogna fare squadra. Questi 11 comuni lo hanno capito, si sono messi insieme in maniera spontanea. Questa è un'aggregazione di quelle che funziona, perché parte dal basso, non è un'aggregazione imposta e quindi è completamente diversa da quelle che dall'alto vengono delle volte imposte e poi non funzionano e sono solo un'occasione di sperpero di denaro pubblico. Questa è una squadra che si mette insieme per moltiplicare le risorse e ottenere dei risultati formidabili con pochissima se non nessuna spesa. Ecco, io ho sottolineato anche nella domanda fatta all'assessore Santoro, cioè quello del discorso relativo alla fucina, no? Al laboratorio. Beh sì, questo è un territorio in cui si è fatto scuola per tante cose. Lo si è fatto per esempio per la fusione di comuni, non dimentichiamo che Rivignano Teor nasce il 1° gennaio del 2014 dalla fusione dei due comuni di Rivignano e di Teor, quindi come aggregazione facciamo certamente scuola, ma quello che più ci interessa è che abbiamo cercato di impostare proprio una politica di
dove si coniuga la valorizzazione di un territorio che si è preservato per secoli ed è di straordinario valore, con anche uno sfruttamento economico di questo territorio. E oggi la manifestazione che abbiamo presentato alla stampa, ai portatori di interesse e agli stessi produttori dimostra che si può difendere il proprio territorio e anche valorizzare le proprie produzioni, e da questa unione di valori si ottiene sicuramente dei risultati notevoli. In questo senso, come dicevi, cerchiamo di essere precursori in una politica diversa, concreta, fatta da cose che possono davvero essere utili per i cittadini e per le imprese del territorio. Allora, questi fasolari come vanno? Vanno molto bene, stiamo guardando che la gente apprezza molto il prodotto, stiamo facendo una concorrenza alle ostriche francesi. Soprattutto è tutto prodotto tipico Friuli Veneto Giuliano. Sì. Questo qua, i pescherecci escono la mattina, sono di Marano e Grado, escono ogni mattina e portano il prodotto fresco in cooperativa che viene distribuito. Cioè sarebbe l'OP fasolare in poche parole. Senta, qual è per i profani la particolarità del fasolaro? Il fasolaro, sono già 30 anni che viene pescato. Adesso ultimamente, negli ultimi 10 anni, viene proposto come crudo. Vediamo che ha un riscontro molto favorevole delle persone. Abbiamo visto oggi che è una cosa che va, ecco. Il nostro canile, buon appetito. Vabbè, buon appetito. No. Questa sagra. È una Fernanda, bellissima. Merita bravi, sì. venire a Sela, Bravissimi tutti, bravissimi, bella festa. Guarda, dopo 25 anni la sagra di Sela è tornata in piena forma, perché veramente la Combricole se lo merita, perché si stanno impegnando veramente alla grande. Sono un po' mas, però funziona. Ma a in massa si sta bene. Di che use, divertenza, ecco. Super. Ripetiamo al tempo che l'ha messo un po' in crisi, l'ha pedalato. Chiale, la mattina vincono di fare la corsa, le premiazioni se le vengono più, il sglavinon, purtroppo il team non si comanda. Comunque è stato un bel divertimento, sì, sicuramente. Cosa dire, bellissima, sono tutti bravi, fanno bene da mangiare e poi Sella è meravigliosa. Può dire è un marchio di qualità. Certamente, sì, è un marchio di qualità. Poi qua sono nati i miei nonni, quindi ancora di più. E mamma ora. La sentenza che dici che si osca. Allora Isabella che sa. Salve, bellissima, bellissima. Oh sì, veramente. BV. No, parnuia. Come lui. No, fiesta meravigliosa. Come lui. Fiesta meravigliosa. Gatti sindicati dress, no bevi. Bravo. Allora specifichiamo che non siamo a Mestre, comunque sta andando bene questa sagra, è divertito? Molto. Si mangia bene. Si mangia bene, no? Siamo Sella, non Mestre. Ecco, comunque è coda ma vale la pena, no? Vale la pena sicuramente. Lei conferma? Certo, funziona, bravi, le stoviglie di porcellana sono ottime, bravi. Manca solo una cosetta, cosa? Una differenziata. La signora conferma? Sì, veramente, bravi. Che è una cosa simpatica, no? Sì, bravi ragazzi. Bravi. Aspetta, in coda? Aspettando, sì. Sì.
Beh, d'altronde c'è l'esodo estivo, si può fare un po' di coda, no? Sì, non è un problema. Certo. Senta, ma è divertente questa sagra? O... Molto, molto. Che voto dà? 8,5. 8,5, bene, sono le 9 meno un quarto, sono d'accordo con lei. Mura, la signora cosa dice? Prego? La signora cosa dice? Le piace questa sagra, va bene? Sì, promossa? Sì, è promossa, sì. Buona organizzazione. Certo. D'altronde quando non si lavora non si sbaglia mai, no? Bene. Andiamo qua, i signori, allora state aspettando? Sì, stiamo aspettando. Certo. Qualcosa da dire? Niente, proviamo anche quest'anno. Certo, proviamo, sì, è passabile, no? Sì, anzi. Certo. Molto Sì, mio, dai. Migliore, esattamente. Sì, lei concorda anche lui? E c'era la prima volta che vengo. Ah, la prima volta, è la prima e sempre che è poi importante, no? Pur essendo a 2 chilometri, però la prima certo, prima volta che viene. Sì. Dunque possiamo dire, insomma, una location che si sposa all'altezza della situazione, no? Una location molto particolare, bella. Nel suo genere? Nel suo genere, tutto piccolino, tutto vicino. È molto friulanità qua, no? Sì, esatto. Che piace tanto al presidente Fontanini sto termine, no? Immagino, sì. E di dov'è lei? Di Carlino. Ah, di Carlino, bene, sul confine con Marano allora. Esatto. Voi non avete la parlata veneta? No. Siete furlans proprio talzocchi, insomma, esatto. No? Oh, là così, no? Perché di Marano ti chiamano in furlan. Amen, dai, no? Ognuno ha la sua lingua. Esatto. Bene, comunque qua è bello, se la merita. Merita, sì, è la prima volta anche per me, per quello che ho visto finora. Perfetto. Ok, aggiudicato allora. Bene. Come va qua dietro? Buonasera. No. Tutto bene? No, come va? Benissimo. Già fatto il plan, grazie. No sting. Ma sono bravo, Comandi? Sono bravo. Sono bravons, no? Bravo. Perfetto. Perfetto, se fai complimenti.